un seminario sulla via degli Aromi qui presso l'Istituto Statale Anna Frank. Sì, l'Istituto Comprensivo Anna Frank è uno dei partner del territorio insieme all'ASP e al Comune di Agrigento. Oggi faremo un seminario di conoscenza e presentazione di quello che è stato il progetto La Via degli Aromi e contemporaneamente faremo un progetto insieme ai ragazzi della scuola che consisterà nella piantumazione degli aromi all'interno dei giardini della scuola e poi i ragazzi dovranno prendersi cura di queste piante che noi lasceremo alla scuola stessa. Il progetto avrà una sua continuità? Il progetto noi non vogliamo assolutamente che finisca, vogliamo che questo progetto, al di là della progettazione eccetera, continui. Noi lo vogliamo regalare alla città di Agrigento, nel senso che lo vogliamo fare continuare e in più è aperto a tutti i ragazzi che vorranno nel tempo poter partecipare. Oggi l'Anna Frank è coinvolta in questo progetto La Via degli Aromi? Sì, siamo partner di questo progetto e siamo contenti di esserlo perché pensiamo di poter sensibilizzare gli studenti alla necessità di salvaguardare l'ambiente e il territorio, di conoscere anche quelle che sono le risorse del nostro territorio siciliano e di avere la possibilità di approfondire tematiche e conoscenze che magari spesso nel curriculum scolastico non vengono trattate. E quindi interagire anche con un soggetto del territorio che si attiva in questa direzione ci aiuta a sostenere i processi di crescita e di apprendimento dei nostri studenti. In rappresentanza del Comune di Agrigento abbiamo l'assessore Gioacchino Alfano che ci illustrerà l'importanza di questa iniziativa e il coinvolgimento delle scuole insieme all'associazione Saieva. Allora, il progetto La Via degli Aromi è un percorso che si innesta in quella che è la volontà dell'amministrazione di essere partner in tutte quelle iniziative che consentano ai nostri ragazzi, ai nostri studenti di poter potenziare le loro capacità e di venire incontro alle esigenze dei ragazzi più fragili. Il progetto è realizzato con la partnership delle istituzioni scolastiche e della Saieva Onlus, ha appunto questo obiettivo, quello di ricucire il divario che c'è oramai tra i giovani, tra il contatto con la terra e il lavoro manuale. Quindi partire da un progetto che consente ai ragazzi di riavvicinarsi alle attività agricole manuali, fare un percorso che abbia la possibilità di poter, lì dove presenti, affinare le proprie capacità e, perché no, un'iniziativa di integrazione dei ragazzi. Speriamo che questa sia, e confidiamo nel fatto che questa sia una delle tante iniziative che si realizzeranno quest'anno, che abbiano proprio al centro i ragazzi, abbiano al centro la volontà di ricucire il gap che c'è tra i ragazzi e il territorio. Faccio parte di questo progetto e ci tengo molto a precisare che è un progetto che sta facendo innanzitutto gratificare i nostri ragazzi. Oggi attraverso questo seminario potrete constatare tutto il lavoro che si sta svolgendo in questi mesi. È stato un impegno costante anche durante il periodo in cui mancava l'acqua, voi avete personalmente curato le piante, insomma. Assolutamente sì, io in prima persona con i ragazzi abbiamo veramente curato le nostre piantine. Un giorno sì, un giorno no, ci siamo recati presso la famosissima fontana di Buonamorone, dove riempivamo i nostri bidoni e poi di là si portava tutto a Villa Bonfiglio per dare veramente vita al nostro progetto. Oggi siamo qui a rappresentare la Saieva Onlus perché abbiamo fatto un progetto importantissimo, quello della Via degli Aromi, perché è un FSE e quindi è qualcosa di importante dove coinvolge sia il Comune, l'Anna Frank, l'ASP di Agrigento, quindi è una cosa molto importante. Ma la cosa più importante è questa, che effettivamente la qualità della vita del cittadino è data dai servizi e grazie alla sinergia tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore che oggi sono a fianco della pubblica amministrazione perché sono stati regolamentati. Ora cosa succede? Che effettivamente questa sinergia ha creato grandi servizi e servizi efficienti, dove abbiamo coinvolto tantissimi ragazzi e questo è qualcosa di veramente bello perché Agrigento si sta muovendo e la pubblica amministrazione sta vedendo effettivamente che le cose importanti è soltanto con la collaborazione si possono ottenere grandi cose. Io sono veramente contento, ringrazio il Comune, ringrazio
l'Istituto Comprensivo Anna Frank, e ringrazio tutti coloro, e anche l'ASP ovviamente, e ringrazio tutti coloro che hanno dato una mano d'aiuto e un contributo a questa attività e a questo progetto, è la grande riuscita, e inoltre c'è la società di Airone di John Friddo. Ci vediamo coinvolti oggi per diffondere ancora più questo appunto progetto La Via degli Aromi, perché vede coinvolta l'associazione Onlus insieme alle scuole come copartner, insieme anche alla regione e alla ASP di Agrigento e in qualche modo anche il comune di Agrigento. Oggi i giovani vengono per la prima volta qui in ambito scolastico, sono coinvolti in quello che riguarda il programma della solidarietà sociale, saranno coinvolti nella realizzazione appunto di prendersi cura del loro verde che ci circonda qui all'interno della scuola, e noi ci preoccuperemo di preparare queste piantine e poi vedremo anche loro come si porteranno avanti queste piantine.